Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Direttamente. Oggi ci occupiamo di una tematica davvero particolare che interessa molte donne, ma anche gli uomini, le mamme e i papà, per capirci, perché parliamo di nascita, parliamo di parti, come è vissuta, come viene vissuta dalle donne la nascita, come un evento naturale oppure come una malattia. E dopo il parto o il parto di solito è un evento traumatico o è un evento di certo lieto, ma un evento insomma che resta impresso per la difficoltà. È una tematica di cui davvero si parla poco, ci sono dei diritti che non vengono rispettati e ancora in Calabria o in Italia partorire è diverso che nel resto d'Europa. Proprio di ieri abbiamo visto Kate Middleton, a poche ore dal parto, presentare il suo bambino insieme a suo marito. Qui sarebbe successo lo stesso. Ne parliamo con delle ospiti in studio che vi presento. Grazie per essere con noi. Alla Presidente dell'Associazione dall'Ostetrica, lei è Anna Domenica Mignoli ed è qui vicino a me. Poi grazie per essere con noi alla Presidente dell'Associazione Infanzia e Adolescenza Rodari, la dottoressa Monica Zinno, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie alla dottoressa Silvia Puntillo, lei è un'ostetrica che svolge la libera professione. Poi capiremo che cosa fate voi libere professioniste, anche perché si parla molto di parto in casa, quanto è diffuso in Calabria. Lo scopriremo nel corso di questa nostra trasmissione. Vi dico inoltre che qualora vogliate potete telefonarci e raccontarci le vostre esperienze in sala parto, perché molte donne subito dopo aver avuto una gravidanza dicono con difficoltà affrontano un secondo figlio. Perché, ci chiediamo? Forse dalle vostre parole riusciremo a capire di più. Intanto vi dico che è stato girato un video che vi faremo vedere alla fine di questa trasmissione, che ci sono dei dati. In Calabria il 93% delle donne non ha potuto scegliere la posizione del parto, solo il 22% ha partecipato ad un corso preparto e poi si parla anche di manovre non errate. Questa è una domanda che pongo alla dottoressa Mignoli. Intanto, perché solo il 22% delle donne partecipa ai corsi preparto, dottoressa? Bene, noi nel 2015 come associazione di ostetriche, insieme ai collegi delle ostetriche di ordine, ormai siamo ordine delle ostetriche di Reggio Calabria e di Cosenza, abbiamo deciso di realizzare un'indagine sul percorso nascita, proprio perché come ordine professionale, come associazione di ostetriche ci sta al cuore la salute delle donne, dei bambini, e quindi cercare di capire quale fosse lo stato dell'arte in Calabria, considerato che le ultime ricerche condotte dall'Istituto Superiore di Sanità erano datate, per cui abbiamo pensato di realizzare un'indagine per capire appunto lo stato dell'arte. Dall'indagine, appunto, come diceva lei, è emerso che solo il 21% delle donne hanno avuto la possibilità di frequentare un corso di accompagnamento alla nascita. Ma serve davvero il corso preparto e perché le donne non partecipano?
Allora, il corso di accompagnamento alla nascita sicuramente serve perché le linee guida nazionali e internazionali, anche le ultime linee guida sulla gravidanza fisiologica dell'Istituto Superiore di Sanità ribadiscono il ruolo fondamentale dell'informazione, proprio perché l'informazione è alla base per poter scegliere in maniera libera e consapevole, perché appunto poi è l'informazione che ci dà la possibilità di poter effettuare delle scelte. In Calabria rispetto al resto d'Italia ancora poche sono le donne che frequentano questi corsi, un po' ci è stato detto per mancanza di tempo, un po' perché non hanno trovato strutture disponibili che potessero così, alle quali poter accedere per frequentare gli incontri. Voi parlate anche di violenze ostetriche, che cosa intendete? Ma in realtà non siamo stati noi a parlare di violenze ostetriche, bensì abbiamo dato voce a questi racconti di donne, perché come associazioni venivamo contattate dalle donne e ci raccontavano le loro esperienze, per cui è stato anche il video, poi lei ha detto che alla fine il video lo vedremo e ci darà la possibilità di vederlo, sono stati dei racconti spontanei, per cui il termine violenza ostetrica è emerso spontaneamente dalle donne, dicendo appunto che il parto l'avevano vissuto un po' come non un momento da ricordare con piacere, bensì alcuni l'hanno vissuto, si tratta di un vissuto delle donne, per cui in quanto vissuti non si può sindacare, almeno questa è la mia opinione. Certo, Monica Zinno, è partita però una vera e propria campagna di sensibilizzazione, la chiamiamo così, che ha portato, che è arrivata fino in Consiglio regionale. Sì. Che ci spiega un po' il percorso? Il percorso è nato nel 2014, è iniziato con la collaborazione con l'Associazione Infanzia e Adolescenza Gianni Rodari e il Collegio delle Ostetriche di Cosenza e di Reggio Calabria, in quanto abbiamo ascoltato, abbiamo raccolto, abbiamo intervistato le donne che hanno vissuto le esperienze di parto in Calabria e abbiamo voluto raccogliere e portarle comunque a conoscenza anche dalle altre donne. Questa sensibilizzazione ha portato alla realizzazione della proposta di legge sul... Quindi c'è una proposta di legge in Consiglio regionale, che cosa prevede? La proposta di legge prevede che la donna, come afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha il diritto di scegliere il luogo dove partorire, cioè il luogo che sente più sicuro, che può essere casa maternità o ospedale. In effetti il principio fondamentale della legge è il diritto di scelta della donna. Cioè perché non questa cosa non avviene? Perché sembra scontato che una donna scelga dove partorire. Se c'è bisogno di una legge vuol dire che non è scontato. Non è scontato, perché comunque noi vogliamo dare alla Calabria una differenziazione di servizi. Non tutte le donne desiderano partorire in casa, però tutte le donne hanno il diritto di essere informate e di scegliere il luogo che sente più sicuro. Proprio dalle esperienze che abbiamo raccolto in questi anni, che hanno raccolto in questi anni il Collegio delle Ostetriche di Reggio Calabria e di Cosenza, è emerso questo. E niente, quindi poi alla fine è stato un percorso condiviso, abbiamo accompagnato, siamo state accanto a queste donne che hanno chiesto di essere informate, ma nello stesso tempo di essere accompagnate in questo diritto. No, non c'è il diritto di scelta. Non c'è il diritto di scelta, no. Lei voleva aggiungere? Perché? Allora, intanto anche nell'ottica del ridurre, adesso sentiamo giornalmente parlare di diseguaglianze in salute, quindi nell'ottica di ridurre le diseguaglianze noi anche come donne ci siamo posti, perché se io
vivo nel Lazio piuttosto che in Emilia-Romagna, piuttosto che in Piemonte, piuttosto che in Trentino, ho la possibilità di scegliere, perché queste sono regioni, ho citato solo alcune delle regioni che si sono poi dotate di una legge che prevede il rimborso del parto a domicilio, perché il Servizio Sanitario Nazionale garantisce il parto in ospedale o nelle case di cura accreditate. Il Servizio Sanitario Nazionale non garantisce la possibilità di partorire a casa. Queste regioni invece si sono dotate di una propria legge che nel momento in cui le donne che decidono di partorire in casa hanno poi il diritto scelgono loro un'ostetrica libera professionista, perché non in tutti i casi, se non al Sant'Anna di Torino. Il Sant'Anna di Torino è un ospedale pubblico, appunto, che tra le varie offerte offre anche la possibilità di un'equipe di ostetriche che va dal domicilio della donna per poter realizzare l'evento. Ecco, questa parto. è una precisazione importante, perché la domanda è questa: noi pensiamo al parto in casa ancora come un retaggio, no, di tanti anni fa, insomma, ma non è così. Il parto in casa, per come è concepito dalla legge, è un parto sicuro. E come avviene, come dovrebbe avvenire? Assolutamente sì, infatti si parla di parto in casa sicuro, non parto in casa, perché appunto lei citava il retaggio culturale, no? Perché spesso in questo percorso ci siamo sentiti dire: ma che facciamo? Torniamo al Medioevo? Torniamo al Medioevo? Assolutamente no, perché una volta tutte le donne partorivano in casa, perché non c'era la possibilità di avere un ospedale pronto ad accogliere le patologie, no? Allora, partendo dal presupposto che nel 90% dei casi, ma mi voglio tenere bassa, nell'80% dei casi il parto è salute, di donne che stanno in salute, però non dimentichiamoci che c'è comunque una percentuale di donne che possono avere dei problemi. Allora quelle donne è giusto che vadano negli ospedali, perché sono appunto strutturate per ricevere le eventuali patologie. Oggi come oggi non è più il parto in casa, e poi magari sicuramente la collega aggiungerà rispetto a questo, però nel 2018 il parto in casa deve essere un parto sicuro, con tutti i criteri di sicurezza, mettendo in pratica quelli che sono tutti i protocolli, le linee guida, i criteri di esclusione, proprio perché non tutte le donne poi hanno il diritto di scegliere, sì, però poi ci sarà la valutazione attenta dell'ostetrica che prende in carico la donna, e quindi poi decidono se è il caso o meno. Sicuramente appunto il parto in casa nel 2018 è un parto programmato in totale sicurezza. E questo è un punto fermo. Dottoressa Puntillo, dicevamo, lei è una libera professionista, un'ostetrica, lei sarebbe, come dire, tra i punti di riferimento per chi dovesse scegliere di partorire in casa. Spieghiamo anche ai nostri telespettatori che cosa prevede il parto in casa, cioè prevede i professionisti, quindi medici a domicilio, quindi la donna può scegliere questo. Allora, per l'esattezza per l'assistenza parto a domicilio sono previste 2 ostetriche, e questo perché intanto anche a livello internazionale le ostetriche si occupano di fisiologia, e siccome abbiamo parlato fino a poco fa del fatto che proprio le donne che vengono assistite a domicilio sono donne con gravidanze fisiologiche, sono le ostetriche che si occupano della fisiologia dall'inizio, quindi dall'inizio della gravidanza fino al dopo. E pertanto sul parto a domicilio sono presenti Ma due oggi, ostetriche. mi scusi se la interrompo, oggi in Calabria è possibile effettuare questa scelta o no, visto che non c'è una legge regionale? È possibile effettuare questa È scelta? possibile, quindi. Assolutamente sì. L'appoggio della legge regionale sarà ancora più importante nel momento in cui ci sarà appunto anche un rimborso perché ovviamente il parto a domicilio non è esente da costi, e il rimborso è importantissimo anche per questo, perché permette comunque alle donne di poter scegliere, come dicevamo prima, scegliere un setting di parto in base a quelle che sono le proprie esigenze, come avviene in altri paesi, in Inghilterra, in Francia, in Olanda. E, dicevo, le ostetriche sono formate
proprio per il parto a domicilio, sia per quanto riguarda l'emergenza, urgenza, e quindi viene comunque fornito eventualmente un primo soccorso già sul posto. Questo cambia anche rispetto un po' alla formazione che ho ricevuto anch'io, nel senso che mi sono laureata a Milano e io ho tante informazioni, ho tutta la preparazione che poi ho raccolto all'estero, non l'avevo ricevuta, quindi tutto il bagaglio che poi mi sono portata adesso posso ecco, sfruttarlo fondamentalmente, e quindi posso dire, vorrei solo puntualizzare anche il discorso della sicurezza. Penso che se parliamo di sicurezza, nel momento in cui parliamo di personale aggiornato e competente, la sicurezza ce l'abbiamo a casa, in casa maternità e in ospedale, e la certezza che non possiamo avere da nessuna parte, che è sottile la differenza, ma secondo me vale la pena anche valutarla. Pertanto sono con un gruppo di ostetriche che si è già ben avviato in Puglia, con cui collaboro, e l'intento è proprio quello di allargarci e anche creare una cultura della nascita che sia rispettosa dei bisogni e dei desideri delle donne. Quindi si può fare, c'è personale preparato per insomma, questo lieto evento, quindi si è in mani sicure, questo è il messaggio che si vuole mandare. Monica Zinno, perché l'associazione e più in generale insomma, questo movimento di donne ha sposato una causa che insomma, dicevamo doveva essere quasi scontata, noi che invece nel 2018 ci ritroviamo a parlare di violenza nel parto, ci ritroviamo a parlare di diritti negati, ci ritroviamo a parlare insomma anche di donne che quasi hanno vergogna, no, di far venire fuori tutta una serie di difficoltà avute in un momento delicatissimo. Veramente per quanto riguarda i diritti delle donne mi sono resa conto, è da più tempo, è da più anni comunque che si sta parlando di violenza ostetrica. Questo termine in effetti viene usato forse più all'estero, è coniato più in America Latina, e invece in Italia parliamo di umanizzazione del parto. Perché molto spesso i diritti delle donne si fermano sulla soglia delle strutture dove vanno a partorire. Come associazione abbiamo raccolto quello che erano le esigenze, abbiamo raccolto, perché comunque sono donne attente, sono donne che sono informate, che vogliono capire quello che è quelli che sono i propri diritti di salute per la donna stessa, ma anche per i propri figli, per i propri bambini. E quindi niente, hanno chiesto questo supporto del voler comunque essere sostenute con una legge sul parto a domicilio. Ripeto, è stato un percorso molto lungo, abbiamo cercato anche di allargare il cerchio con altre associazioni, allargando comunque anche con altre associazioni del territorio, allargando anche con associazioni al di fuori della Calabria che hanno già condiviso e hanno già vissuto determinate situazioni in altre regioni. Abbiamo condiviso queste buone pratiche, infatti a gennaio abbiamo organizzato un evento dove erano presenti dal Trentino alla Sicilia associazioni ostetriche da tutta Italia, e dove comunque si è parlato e si è condiviso e si è cercato comunque si cerca ancora, perché questa rete è ancora in atto, di portare avanti quelle che sono le buone pratiche.
Non solo, a marzo volevo continuare, è venuta in Calabria una ostetrica socio-antropologa che lavora all'Università di Losanna e ha preso contatto con la dottoressa Mignuoli, perché comunque è venuta a conoscenza anche di questa realtà calabrese e vuole portarla all'attenzione dell'università, del suo dottorato di ricerca. Intanto io prego la nostra regia di metterci in contatto con Rossella Ritondale per raccontarci, è una giovane mamma, per raccontarci proprio la sua di storia. Mentre alla dottoressa Mignuoli voglio chiedere, in un documento nel 2014 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha parlato addirittura del bisogno, della prevenzione, pensate, dell'eliminazione dell'abuso e della mancanza di rispetto durante l'assistenza al parto nelle strutture ospedaliere, perché sono delle parole molto molto forti. Che cosa significa? Quali sono queste mancanze di rispetto, questi abusi? Trattamenti irrispettosi. Io penso che se un'Organizzazione Mondiale della Sanità si è disturbata, diciamo così, no? Per dare alcuni suggerimenti, probabilmente perché proprio a livello globale, a livello mondiale, europeo, si assiste a una distanza da quanto raccomandato a quello che poi realmente viene esercitato. Distanza rispetto a che cosa? Rispetto a quanto viene indicato dalle appunto linee guide e dalla letteratura scientifica, perché parlare di buona nascita, io ci tengo a sottolinearlo e lo faccio ogni volta che mi si viene data l'opportunità. La buona nascita non è soltanto l'esperienza della donna in sala parto che esce e dice ho fatto una bella esperienza piuttosto di non averla fatto, ma una buona nascita sempre di più gli studi ci dicono di quanto sia importante e di quanto influisce sulla salute della donna, ma soprattutto dei bambini a breve, medio e lungo termine. Tant'è vero che viene proprio preso in considerazione come periodo i primi 1000 giorni di vita del bambino. Quindi i primi 1000 giorni stiamo parlando dei primi 3 anni, no? E gli studi ci dicono, anche le varie discipline che si stanno affermando, quale l'epigenetica piuttosto che la batteriologia, ci dicono che anche un'eventuale malattia genetica, quindi l'epigenetica che cosa ci dice? Che quella malattia può essere o meno influenzata dall'ambiente circostante, quindi da dove si trova ad impattare come prima esperienza. La nascita come prima esperienza detiene realmente dà un forte imprinting a quello che è poi la salute, per cui io penso che riportare il tema alla buona nascita la si deve riportare a tutto tondo, in quanto incide sulla salute. Soprattutto nelle prime nascite, dottoressa, si verifica, insomma, le donne hanno questo impatto negativo. Io le chiedo perché? Perché di solito insomma, non sono preparate al dolore, che è insito, si dà per scontato questo, e poi anche molte donne, insomma, come dire, scontano le conseguenze di parti difficili poi nel corso della vita. Allora si può evitare, ma lo scopriremo subito dopo la pubblicità, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo.
Seconda parte di Direttamente, ve lo ricordo, ci stiamo occupando del parto, delle storie di parto, dei diritti che le donne hanno e non sanno di avere, di alcune scelte che potrebbero effettuare e che invece poi non si scelgono, forse per mancanza di informazione. Vi stiamo anche chiedendo di raccontarci anche le vostre storie di parto, qualora vogliate. Sappiamo che sono per alcune, insomma, delle situazioni che si ricordano con difficoltà, perché molte donne, e c'è un'indagine in questo, raccontano di traumi legati alla nascita dei figli. Molte donne dopo un parto decidono di non avere più bambini. Allora stiamo cercando di capire perché succede questo, se c'è un abuso, se c'è una legge, e c'è la proposta di legge regionale per migliorare proprio le condizioni delle donne e che è anche difesa della salute delle donne. Ne stiamo parlando con degli ospiti studio, però prima di occuparci e di dare risposta ad una domanda che ci eravamo posti prima della pubblicità, abbiamo una telefonata in collegamento con noi. Rossella Ritondale, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Lei è una giovane mamma. Qual è stata la sua esperienza con il parto? Buonasera a tutte innanzitutto. Allora, io ho dato alla luce la mia bimba 6 mesi fa, in casa, sì, nella totale intimità di casa nostra, appunto, supportata da mio marito e dalle mie ostetriche. È stato uno dei momenti più profondi e appaganti del mio essere donna e soprattutto già madre, perché la mia primogenita ha 6 anni ed è nata con un cesareo d'urgenza. Purtroppo sono stata vittima di violenza ostetrica, e in una regione dove la gravidanza è vista come una malattia è difficile far prevalere appunto i diritti di una donna, soprattutto di una partoriente, soprattutto come nel mio caso, dove a cesareo sarebbe seguito un altro cesareo. Ma con mio marito abbiamo intrapreso la strada della conoscenza, della consapevolezza di cosa fosse davvero il parto, tant'è che abbiamo deciso dove e come partorire in totale autonomia, anche perché nel mio caso la mia gravidanza è stata fisiologica e quindi considerata a basso rischio. Il mio è stato un VBAC, si chiama così, è un acronimo inglese, che letteralmente significa parto naturale dopo cesareo. Oltre alle emozioni che mi ha trasmesso, dalla gioia alla felicità, alla potenza del parto in sé, che scatena un'infinità di stupore e commozione, abbiamo riscoperto un mondo a noi tutto nuovo, nonostante noi fossimo già genitori. Certo, quindi lei sta dicendo, mi scusi, che per lei è stato più sicuro e sicuramente più facile il parto in casa rispetto al parto che lei considerava sicuro in una struttura ospedaliera? Sì. In che cosa lei ha parlato di violenze ostetriche? Che significa nella pratica? In pratica non siamo stati supportati, non siamo stati informati sulle manovre che poi il mio corpo avrebbe subito. Mia figlia è nata dopo un'induzione di 12 ore da vari farmaci, dopo varie manovre. Alla fine sono stata sottoposta a questo cesareo d'urgenza. Mia figlia è stata ricoverata in termoculla 6 giorni. Io ho visto mia figlia dopo 6 giorni, perché ci sono state tutta una serie di cause poi, che non sto lì a dire. Quindi per noi il parto in casa era il porto sicuro, era quello che volevamo ed è quello che abbiamo ottenuto. Non ci siamo fatti così impaurire da quello che era la collettività, perché avevamo alle nostre spalle, appunto, ho visto in studio Anna Domenica Mignuoli con il suo consultorio, che per noi è stata la nostra scintilla, e da lì è nato tutto, è stato tutto un'informazione a go-go,
quella cicatrice oggi non fa tanto male. Il nostro parto in casa è stata la nostra rinascita come genitori. Ed è una bella esperienza e ci piace raccontarla. Un'ultimissima domanda, quanto ha impiegato lei dopo quella prima negativa esperienza a pensare ad un'altra gravidanza, quindi ad un altro bambino? Purtroppo 6 anni. Certo, perché c'è stato bisogno di superare quello che era successo. Certo, ultima cosa che vorrei dire è che la buona nascita è davvero importante per mamma e bambino, perché i benefici che susseguono sono immensi. Ed è un bellissimo messaggio, grazie per questa testimonianza. Grazie a voi tantissimo. Insomma, si può fare in casa ed è un'esperienza, come ci ha testimoniato la signora Ritondale, insomma, che cambia anche la prospettiva dell'intera famiglia. Dottoressa Mignoli, allora l'abbiamo sentito anche dal nostro collegamento telefonico, si parlava di manovre insomma, che sono state vere e proprie violenze. Che cosa si intende per manovre, quali sono queste manovre e perché poi insomma, non hanno i risultati sperati, tra le altre cose, no? Semmai il contrario. Beh, un po' quello che dicevo prima e ho cercato di ribadire in tutta la nostra intervista. Ci sono delle indicazioni ben chiare che ci dicono come bisogna muoverci in caso di una gravidanza appunto a basso rischio, di una gravidanza fisiologica. Abbiamo delle indicazioni chiare. Tra queste, ad esempio, le donne dovrebbero avere la possibilità di scegliere la posizione per come partorire, ma non perché scegliere la posizione fa moda, no, perché è proprio una questione meccanica, no? Partorire in piedi si esercita una forza maggiore rispetto alla classica posizione litotomica. Litotomica significa appunto sdraiata su un lettino ed è una posizione in cui sicuramente non si può esercitare quella forza che occorre nel momento in cui bisogna dare alla luce il proprio bambino. La letteratura ci dice anche che quando si innesca, io un po'... Allora io la fermo perché abbiamo una telefonata. Sì. Abbiamo capito, forse non tutti sapevamo questo particolare importante, cioè che si potesse scegliere la posizione in cui partorire. Si questo dovrebbe. insomma, per molti è sicuramente una scoperta. Chi abbiamo in linea? Pronto? 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 Sì, la sentiamo. Benvenuta, da dove ci chiama? Chiamo da Rende. Sì, ci dica. Allora, io sono grande, comunque vorrei parlare delle mie figlie. Sì. Una delle mie figlie ha avuto una placenta previa e con questa placenta previa per poco non sono morti mamma e figlio. Vabbè, per fortuna il bambino adesso ha 5 anni e vabbè, però per fortuna dico, perché con la placenta previa si sa che c'è bisogno del cesareo, invece si sono accaniti a farla partorire quasi, insomma, diciamo morendo mamma e figlie, perché il bambino aveva il cordone ombelicale attorno al collo 3 o 4 giri. Non è possibile così, insomma, l'ospedale di Cosenza è decaduto in una maniera vergognosa. Poi un'altra figlia purtroppo è incinta di quasi 3 mesi finiti, è andata da un ginecologo, vabbè, è andata dal primo mese veramente, l'ha seguito, di stacco di placenta, fatto sta che questo avviene l'aborto. Va in ospedale per abortire con un medico dal quale era andato non una volta ma in 3 mesi, forse una 10 di volte, ma per partorire non si può fare l'aborto, non si riesce a fare l'aborto in prima, cioè non si può fare il raschiamento, e quindi il primo giorno, dopo rimandiamo al secondo giorno e c'erano delle problematiche, quindi non è stato possibile.
Il terzo giorno, dopo tante peripezie, è riuscita ad entrare in sala operatoria, in sala operatoria, per fare questo raschiamento. E lì 3 ore, con anestesia totale, si è dovuto fare un'isteroscopia per poter fare questo aborto, quando per un aborto ci vogliono 5 minuti, andando una cosa 5 minuti sono sufficienti. Invece lei è stata lì in quella sala che non si poteva fare questo aborto perché c'era un impedimento, l'ospedale di Cosenza, un impedimento. Questo impedimento poi sulla cartella clinica è risultato come un utero setto. Allora, quest'utero setto, allora proibito categoricamente di provare altre gravidanze, categoricamente, con non 1 ma 3 o 4 ginecologi. Vabbè, mia figlia è una ragazza, 29 anni, e lei poverina, una volta ripresa perché è stata male, svenuta, ha avuto dei problemi seri dopo, infezione, ma lasciamo perdere, abbiamo preso le vie fuori, come al solito. Quindi è andata lei a Bologna. A Bologna dall'utero setto è uscito un utero a T. Quindi questa povera ragazza ancora siamo in fase di ricerca. Cioè, a chi credere? Come è possibile mai che in un ospedale non si riconosce un utero setto da un utero a T? È possibile, e non è stata lei la prima ecografia, perché lei soffrendo di signora, sì. Allora, so che fosse in questa grazie per la telefonata. Siccome noi abbiamo pochissimo tempo e quindi io la ringrazio perché ci ha raccontato questa storia che è importante. Io la devo fermare, però la ringrazio e le facciamo tutti gli auguri per le figlie perché possano davvero avere il futuro molto migliore rispetto a quello che è stato il passato, e le persone che sono in questa trasmissione lottano, e dovrebbe essere una lotta delle donne per migliorare le condizioni di altre donne. Questa sua testimonianza è stata molto davvero preziosa. Io la ringrazio, però la devo fermare qui perché, ripeto, abbiamo il tempo a nostra disposizione, sta quasi per terminare. Vorremmo mandare anche un filmato importante che la invito a guardare, va bene? Sì, non era questa la seduta, ma ho voluto fare questa lamentela. Ha fatto benissimo, grazie. Noi siamo qui, siamo davvero dare un servizio a questa regione ed è giusto che le voci ci siano e vengano fuori. Grazie mille per questa sua testimonianza. Grazie. Monica Zinno, perché abbiamo davvero pochi minuti. Si pensava prima, si raccontava, si sottolineava che ogni donna è diversa dall'altra, no? La signora ce ne dà testimonianza, quindi ci vuole un'attenzione, forse un approccio diverso. Dovrebbe essere diversificato perché ogni gravidanza ovviamente è diversa, ogni donna è diversa e vorrebbe anche nel momento in cui viene accolta in una struttura un approccio diversificato. Invece purtroppo si entra nella standardizzazione, nella routine di quelli che sono i percorsi sanitari. E teniamo conto che sono stati anche chiusi 6 punti nascita con 500 parti che erano considerati che erano all'anno, vero? Strutture al di sotto di 500 parti sono stati chiusi. Questo che cosa ha portato? Ha portato un sovraccarico anche nelle strutture sanitarie con personale medico e con posti letti che invece sono rimasti gli stessi, e quindi anche questo tipo purtroppo di discorso incide anche nella qualità del servizio che viene offerto. Certo, per quanto riguarda invece Silvia Puntillo, no? Siccome lei parlava, lo ricordo, lei è un'ostetrica, una libera professionista, per quanto riguarda invece le differenze tra l'Italia e il resto d'Europa, quali sono? La prego di essere breve perché, ripeto, poi vorremmo mandare il filmato.
Allora, già la prima cosa che salta all'occhio è proprio la differenza nell'assistenza, quindi le gravidanze fisiologiche vengono seguite prevalentemente da ostetriche, il ginecologo viene chiamato in causa qualora ci fosse un problema durante la gravidanza e il percorso viene seguito completamente dall'ostetrica, cioè dall'inizio della gravidanza, anche in fase preconcezionale, molte volte, fino a dopo. Questo che cosa permette? Gli studi, le evidenze scientifiche ci dimostrano che una gravidanza seguita da un'ostetrica ha degli esiti migliori per la madre, sia a livello di soddisfazione, perché l'assistenza mette al centro la donna e quella donna in base alle sue esigenze e non, appunto, come abbiamo detto finora, a una standardizzazione, no? E, non vengono fatte comunque delle manovre su quella donna, come dicevamo prima, perché un parto magari anche a domicilio diventa meno traumatico per una donna, perché vengono rispettati i tempi del parto, vengono rispettati i tempi di quella donna e di quel bambino rispetto alla nascita. Pertanto all'estero ecco appunto una differenza, ma comunque in Italia si sta diffondendo la cultura e questa cosa mi fa molto piacere. C'è una continuità assistenziale e si è visto che a livello proprio anche di guadagno, a livello economico per il sistema sanitario, è un vantaggio avere un'ostetrica che si occupa della gravidanza dall'inizio alla fine completamente, non ci sono sprechi perché non si ricorre neanche a 9-10 ecografie, che è un altro dato che è emerso dalla Calabria, ma si fanno semplicemente i test e gli screening che sono necessari per quella gravidanza che è fisiologica e che viene seguita in maniera seguendo appunto le indicazioni delle linee guida e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Certo, e quindi come dire, è un percorso, ritorniamo quasi riavvolgendo il nastro all'inizio, no? Dicevamo che quello che dovrebbe essere una fase della vita naturale, il parto, diventa in Italia una malattia, viene trattata da malattia e quindi con tutte le conseguenze. All'estero c'è una visione diversa. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, ringrazio voi e vi invito a seguire questo filmato. Abbiamo voluto riservare gli ultimi minuti della trasmissione a questo documentario, si chiama In Calabria le donne raccontano la nascita, storie di parto, sono davvero delle testimonianze toccanti di donne che hanno trovato il coraggio di raccontare la propria esperienza e anche le difficoltà incontrate durante la gravidanza. Ringraziamo le associazioni appunto dall'ostetrica e l'Associazione Infanzia e Adolescenza Rodari per averci permesso di poter utilizzare e quindi farvi vedere questo filmato. Grazie anche in studio al nostro operatore Michele Cava e regia Enzo Leonetti. Vi lasciamo al filmato e vi auguriamo un buon proseguimento.
cui sono stata sottoposta a delle manovre senza consenso, in cui sono stata legata senza consenso, in cui ho subito delle lacerazioni e delle conseguenze sia per me che per mia figlia. Nel mio percorso di scoperta della maternità non ho trovato tanti punti di riferimento per pensare di avere qua un parto sereno e tranquillo. Infatti per questo all'inizio del 9° mese sono ritornata verso casa, dove mi sentivo un po' più a mio agio, perché il centro di Firenze c'è il centro di Careggi, che ha il centro Margherita, che è un distaccamento, è sempre all'interno dell'ospedale, ma è un distaccamento dove la partoriente poi è seguita solo da ostetriche. Passato la gravidanza qua erano tantissime le paure, perché tutte le informazioni che mi venivano date, anche al corso preparto, erano quelle: ti viene portato via il bambino, se partorisci di notte fino alla mattina non lo vedi, forse gli danno già il latte artificiale, perciò questo mi terrorizzava veramente. E di conseguenza, quando appunto ho scoperto che ci poteva essere quella via di mezzo che potesse consentirmi anche di tenere mia figlia con me dal momento in cui nasce, già quello mi faceva stare più tranquilla. Considerate che io sono entrata in sala parto alle 10 del mattino e ho partorito alle 6:30 del pomeriggio, senza costrizioni, senza pressioni, seguita addirittura col cambio turno. Mi sono trovata bene in entrambi i casi, perciò informazione che deve partire dal basso, quindi dalle scuole, educazione sessuale, informazione, e dare la possibilità alle donne di scegliere.
perché così come deve essere rispettata la volontà di partorire in ospedale, deve essere rispettata la volontà di partorire in acqua e deve essere rispettata la volontà di partorire in casa. E tra l'altro in molti paesi anglosassoni si è visto che il costo è minore quando si partorisce in casa e si rispetta la fisiologia del parto e non c'è medicalizzazione. Calabria. Non solo, ma sul sito del Ministero della Salute, questo viene ribadito ancora oggi, è possibile leggere che il parto naturale è raccomandabile anche dopo 1 o 2 cesarei. E allora per quale motivo le strutture ospedaliere che offrono un servizio gratuito garantito dal Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di offrire quanto raccomandato dal Ministero della Salute? L'ideale è che si muovano sul doppio binario che è stato proposto al convegno regionale del 25 gennaio e quindi sicuramente aiutare le mamme a scegliere anche il parto extraospedaliero con un rimborso già previsto peraltro in varie regioni italiane, quelle più avanzate, cercare delle figure ostetriche che si occupano di fisiologia e che sono in grado di portare avanti il percorso in maniera serena. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!